Buongiorno, oggi siamo a Chiesale, una frazione di Valprato Suana. È un borghetto molto piccolo, ma veramente carino e rappresenta la tradizione appunto di questi posti. Si trova sulla strada per Campiglia Suana, veramente vicino a Valprato. A questa piccola frazione sono anche legate numerose leggende, una tra queste va a riguardare le streghe. Si parla delle streghe del Chiesale, una leggenda che è proprio conosciutissima qui in Valle Soana fino ai giorni d'oggi. Nel luglio di ogni anno si celebra qui a Chiesale proprio la festa delle streghe. Addirittura questa tradizione, una tradizione soprattutto orale, è andata a tramandarsi nei secoli fino al punto che vi è un detto: quando una persona si comporta in maniera strana, in maniera bislacca, gli si chiede proprio se viene da Chiesale. Numerose sono le tradizioni orali che raccontano di donne che abitavano qui a Chiesale e che possedevano dei poteri, delle facoltà fuori dall'ordinario. Ecco, queste donne venivano in qualche modo temute in tutta la Valle Soana, al punto che era sconsigliato parlare con loro, era sconsigliato anche la notte, quando si incontravano dei gatti neri soprattutto, andare a cercare di accarezzare, andare a cercare di in qualche modo stabilire un contatto con questi gatti, perché si raccontava che queste donne dai poteri straordinari potessero tramutare in gatto. Ecco, un uomo, proprio questa è una leggenda orale famosissima qui a Chiesale, un uomo decise un giorno di prendere un gatto, di spezzargli una zampa in modo tale da dimostrare che la mattina successiva questo gatto, ritramutatosi in donna, ritramutatosi in questa strega, avesse un arto spezzato. Nessuno gli credette, finché dopo aver appunto spezzato una zampetta ad un gatto in una notte, una donna si palesò qui a Chiesale con un braccio spezzato. 1897, proibito il lavatoio nella vasca. È una fontana molto antica questa. Bellissimo, bellissimo. E l'acqua ce l'ha. Ci si potrebbe chiedere perché il gatto, perché le streghe si trasformano spesso nel gatto e perché il gatto è l'animale che accompagna la strega. Basti pensare, non so, a Sabrina Vita da strega e a Salem, il piccolo gattino che porta sempre con sé. Perché A questa... Bulgakov, A Bulgakov? Maestro Margherita, però in Esatto, una versione diversa, ma non ti voglio spoilerare nulla e esatto, a te lo sto nessun altro. dicendo. Però perché questa sempre unione in qualche modo tra gatto e strega? Ecco, diciamo che dobbiamo fare un passo molto indietro. Intanto arriviamo al 1233, Gregorio IX fa una bolla papale, la Vox Rama. Ecco, una bolla papale che va proprio a demonizzare il gatto. Qualsiasi cristiano può prendere un gatto nero, torturarlo, ucciderlo, impiccarlo, bruciarlo, tutto ciò che vuole, perché il gatto rappresenta il male, il gatto va a rappresentare proprio i poteri occulti della strega. Andiamo avanti di qualche anno, 1486 esce Il martello delle streghe, il Maleus Maleficarum, il libro che andrà proprio a dare inizio alla caccia alle streghe e che funesterà tutto il Medioevo.
Ecco, il Malleus Maleficarum va proprio a stilare una classifica di tutti quegli animali che sono da considerare diabolici. Ultimamente uno studioso, Massimo Centini, ha scritto un bellissimo libro, Le bestie di Satana, che va proprio a ripercorrere tutti quegli animali che nel tempo sono stati demonizzati. Ma la domanda rimane: perché il gatto? Bisogna fare un passo molto, molto grande e tornare indietro a molto prima che il cristianesimo si insinuasse in maniera, in qualche modo prepotente, in maniera profonda nel tessuto dell'Europa cristiana. Parliamo di culti pagani e soprattutto di culti prepagani, addirittura di culti legati alle divinità egiziane, dei culti legati alla madre terra, che andavano a venerare alcune creature, tra cui il gatto, e che la Chiesa è andata nel tempo a demonizzare per estirpare questi culti e per far sì che il cristianesimo trionfasse su tutto. E infatti questi culti, così come la piccola frazione di Chiesale, sono sempre culti legati alla campagna, legati alla vita, diciamo, non urbana, proprio perché riprendono tutto ciò che riguarda il culto ancestrale, ecco, della natura, degli dei legati anche a culti germanici. Ma ne abbiamo parlato anche un po' con il video delle maschere, quindi andate a riprendere quel video per ripercorrere un po' questi passi insieme a noi. Nel frattempo suona, fa un rumore assurdo. È vero. E qual è il motivo? Beh, il motivo secondo me è che il Piemonte è un'area un po' di confine, ecco, siamo molto a nord dell'Italia. Il motivo della presenza delle streghe, intendi? Esatto, il motivo della presenza delle streghe. Mhm. Essendo una zona in qualche modo liminale, cioè ci sono le Alpi a dividerlo comunque dalla Germania, la Germania è legata a dei culti, basti pensare al dio Wotan, a dei culti che vanno a riguardare proprio Come Dio? Wotan, Mm. colui che governa, diciamo, la caccia selvaggia, Mm. l'esercito dei morti. Ecco, ci sono dei culti, ci sono in qualche modo delle infiltrazioni, secondo me, che sono delle infiltrazioni legate alla magia, legate comunque a dei culti precedenti la religione, e che sono dei culti germanici, e che si sono andati a trapiantare comunque in una zona di confine qual è il Piemonte, e hanno influenzato quella che è la tradizione popolare, la tradizione orale, la cosiddetta cultura proprio popolare, no? Ma anche il concetto di piccole comunità. Esatto, La stregoneria si Pure- sviluppa sempre iniziando dalle piccole comunità, assolutamente, come a Salem, ci sono tantissimi motivi per cui tutto questo è successo. certo. E Piemonte avrà i propri. Ma sì, ma sicuramente, sicuramente. Ma infatti è proprio le cose succedono sempre nelle zone liminali, sono le zone un po' più ricche, no? È come il predatore che si nasconde in zone dove l'acqua è torbida, ma allo stesso tempo è pulita, è mossa, ma non lo è, proprio perché sono queste le zone dove avvengono gli eventi, dove avvengono soprattutto gli eventi della storia. E sicuramente c'è questo connubio, questa infiltrazione, questa miscela di culti che è andata proprio a insinuarsi. La magia è antica, è antichissima, molto più antica di Dio e della religione. Infatti è un discorso vastissimo. Sì. Guarda chi abbiamo trovato. Oddio. Hai sentito? Sì. Guarda che orecchie lunghe che ha già. Dolcissimo. E lei mangia.
Oddio, oddio, oddio. Allora dobbiamo aspettare perché le mucche attraversano la strada. Guardate che musetti carini che hanno. Dio quanto mi tremano la mano. Guarda che musetti carini. Quello stava a spingerlo dietro. Si spinge. Guarda quante sono. Ah. Che carini. Guarda quel pastore. Niente, aspettiamo.